Buonasera, benvenuti al Perbenista Talk Show. Questa sera puntata dedicata alla città di Udine, dedicata a quella che da un po' di tempo vuole essere la grande Udine, ma per fare una grande Udine ci vogliono dei grandi udinesi, per fare dei grandi udinesi c'è bisogno anche di idee e di contenuti. Vediamo se la classe politica che rappresenta il Consiglio Comunale in questa tornata legislativa, ma sentiamo anche il parere di commercianti o di altre realtà che nel tessuto economico possono dire la loro, ritengono sia possibile o meno andare verso una grande Udine. Intanto facciamo una presentazione rapidissima degli ospiti di studio, poi partiamo subito con un'analisi. Rabi, se vuoi iniziare a presentare. Buonasera a tutti, con noi questa sera Paolo Pizzocaro, consigliere comunale della lista per Udine. Chiara Gallo, consigliere comunale del PD. Andrea Sandra, consigliere comunale SEL. Buonasera. Alessandro Ciani, vice segretario nazionale Lega Nord. Buonasera, buonasera a tutti. E Antonio Falcone, commerciante titolare del negozio olimpionico. Buonasera. Bene, allora io partirei subito da una... Ieri sera ho fatto un passaggio in Consiglio Comunale e mi sono soffermato su una mozione di sentimenti di cui poi un protagonista è anche qua in studio. E cosa diceva questa mozione di sentimenti? Era una mozione di sentimenti proposta da Forza Italia che esprimeva solidarietà alla famiglia Pozzo, a Paron Pozzo, al presidente Soldati per un'indagine in corso attualmente inerente una presunta evasione fiscale. Ecco, si è discusso in Consiglio Comunale, non è sembrato opportuno da parte della maggioranza sposare questa mozione, non per sfiducia verso le persone in oggetto, quindi nessuna sfiducia verso il Pozzo e l'Udinese, ma nemmeno a priori dire solidarizzare verso una persona che comunque è oggetto di un'indagine, di un'inchiesta. Questo è quello che è sembrato più o meno esserci. Alla fine c'è stata una presa di posizione del consigliere comunale di SEL, Sandra, che non si è capito bene, lo capiremo se era provocatoria come l'ho letta io o meno, ma alla fine insomma, la mozione è stata bocciata. Pizzocaro, rappresentante della lista per Udine, ma facente parte della coalizione di centrodestra del Consiglio Comunale, suppongo lei abbia votato a favore questa mozione proposta dal maresciallo Tanzi. Me la può spiegare? Sì, diciamo che il significato di questa mozione di sentimenti era, come abbiamo precedentemente fatto anche per la vicenda che aveva vissuto la Rizzani-Decker, una dimostrazione di vicinanza da parte dell'amministrazione comunale e non solo alle aziende friulane, cioè alle aziende... Lei sa che l'80% dell'Udinese calcio, se non più, non è in Friuli ma è fuori Italia? Sì, certamente, però diciamo che comunque noi consideriamo Udine e l'Udinese una squadra friulana, per cui chiaramente attorno ruotano molti operatori che danno la loro opera a questa società, per cui abbiamo ritenuto opportuno, ripeto, così come abbiamo fatto per la precedente azienda che si era trovata in difficoltà e che poi ha risolto i suoi problemi, di manifestare la nostra vicinanza. È stata chiamata solidarietà, ma in realtà diciamo che è una dimostrazione di vicinanza alla proprietà, in quanto, senza nulla togliere quelle che sono comunque le vicende giudiziarie a cui gli organi preposti faranno la loro indagine e poi si arriverà alla conclusione, quindi non entriamo nel merito di dire è giusta, è sbagliata o qualcos'altro. Stiamo solo nel merito di dire un'azienda friulana, persone friulane che danno lavoro ai nostri concittadini meritano, diciamo così, un nostro Buona parte appoggio. sono africani, credo, i calciatori. Come? Buona parte sono africani i calciatori. Sì, ma io mi riferisco ai dipendenti che operano all'interno della struttura della società dell'Udinese Calcio, quindi penso allo stadio, penso al marketing, penso alla pubblicità, c'è tutto un interland di aziende che lavorano e operano in funzione di questa società. E quindi diciamo che è scaturita questa idea, così come faremo anche per le altre eventuali società che hanno a che fare col tessuto. Cioè il messaggio dell'amministrazione comunale è: se sei inquisito noi siamo solidali con te. No, non è se sei inquisito, noi siamo solidali con l'azienda friulana, con le aziende, diciamo così, che operano nel nostro territorio,
e manifestiamo la nostra vicinanza senza dare ragione o torto a quello che può essere il successo o l'insuccesso dell'indagine in corso, eccetera, ma è una dimostrazione di dire è un'azienda che fa parte del nostro tessuto, per cui siamo vicini al proprietario e alla società per manifestare la nostra solidarietà. La vostra vicinanza. Dottoressa Gallo, Partito Democratico invece ha Sono dato... assolutamente non in accordo con quanto diceva Pizzocaro, anche perché forse la solidarietà la dobbiamo esprimere alle aziende che sono costrette a chiudere a causa della crisi. Noi non possiamo, e ne rientra nei compiti secondo me degli amministratori comunali, entrare in vicende sulle quali ora i vari organi giudiziari stanno indagando e sui quali noi abbiamo anche modalità diverse con le quali possiamo, diciamo così, esprimere in un certo senso anche la condivisione con quelle che sono le politiche dell'Udinese nei confronti di quello che è un grande stadio che verrà costruito e sul quale il Comune diciamo così, è stato anche l'artefice di questo accordo. Per cui la solidarietà, appunto, non credo che fosse opportuno nemmeno proporla come oggetto dell'argomento del nostro Consiglio Comunale. E quindi tutto quello che ha detto Pizzocaro non mi trova assolutamente d'accordo. Andrea Sandra, consigliere comunale di Sel, ha dato parere favorevole, quindi ha votato a favore della mozione, con però una certa premessa. Ma sì, io ho voluto inserirmi nel dibattito, alla fine di un lungo dibattito che francamente forse non meritava di essere così esteso per il merito della questione e in maniera, lo ammetto, anche un po' bizzarra, insomma, ma perché gli interventi che mi avevano preceduto, insomma, avevano evidenziato delle posizioni non condivisibili né da una parte né dall'altra, devo dire. E allora ho rivolto l'attenzione al fatto che comunque chi sosteneva che era inutile la discussione mi trovava in disaccordo, perché se dei consiglieri avevano pensato di presentare una mozione, nulla è inutile e tutto deve essere discusso a mio modo di vedere. Sono rimasto molto colpito dall'intervento, positivamente, dall'intervento di un consigliere del PD che ha detto molto giustamente che forse il termine solidarietà era improprio, che forse invece bisognava, come dire, valutare la situazione in senso più ampio. Chi era questo consigliere? Il consigliere Freschi. Sì. Cogliere l'opportunità di questa vicenda per affrontare più ampiamente, no, quella che è una realtà udinese. Io ho voluto invece come dire, introdurre un argomento ulteriore, che è quello della vicinanza umana, siamo in periodo natalizio, nei confronti di chi ha a che fare con la giustizia. Siccome insomma ho anche ricordato che per ragioni strettamente professionali, insomma, ho una lista lunga di persone. Se il Consiglio Comunale intende esprimere solidarietà a tutti coloro che hanno a che fare con i giudici e con la giustizia, insomma, posso fornire i nomi necessari per le prossime. Quindi sulla carta stampata, la scampata qua no, era una presa per i fondelli la sua solidarietà? No, no, perché io non prendo per i fondelli nessuno, però insomma, se posso permettermi, naturalmente con la massima modestia, insomma, umiltà, era soltanto un richiamo. Abbiamo trascorso circa 2 ore su questa mozione, un po' meno forse, ma insomma, e francamente mi sembrava un po' eccessivo. Tutte le posizioni erano più o meno condivisibili o non condivisibili, ma insomma stavamo parlando un po' di una questione, insomma, un po' minimale, ecco, da questo punto di vista. Però noi siamo lì per discutere, e se c'è qualcuno che ritiene di dover presentare una mozione su questi temi, credo che tutti debbano esprimersi e debbano farlo. Ciani, lei non era presidente del Consiglio Comunale in quanto non è consigliere comunale, ma ha un ruolo politico di primo piano nella Lega. Si è fatto un'idea su questa mozione e se fosse stato presente cosa avrebbe votato? Ma ci pensi bene prima di rispondere? ma no, guardi, come Lega noi abbiamo avuto lo stesso atteggiamento sia per questa mozione che per la mozione precedente, che era una mozione insomma analoga sul caso Vidoni.
le dico con onestà. Rizzani. Su Rizzani. Quello sarà il prossimo? No. Guarda, questo lo dice Dipende Sandra, dal sì. parcheggio. allora, Per quello dico. Sì. con sincerità, trovo che i consiglieri comunali abbiano ben altri problemi di cui occuparsi. Questa è la mia idea. Poi concordo con l'avvocato Sandra che i consiglieri comunali, tutti i consiglieri comunali abbiano dignità di portare all'interno dell'istituzione le loro idee, le loro mozioni, i loro ordini del giorno, però insomma il momento attuale di crisi di questa città, penso che i consiglieri comunali dovrebbero occuparsi di cose un tantino più urgenti e soprattutto, ecco, io sono di questa idea. Forse sono un po' all'antica nonostante la mia età, è molto meglio occuparsi di strade, di marciapiedi, di illuminazione, di telecamere piuttosto che la vicinanza all'Udinese Calcio. La Lega io penso abbia avuto un atteggiamento collaborativo nella passata consigliatura, il famoso accordo tra Udinese Calcio e Comune, la convenzione con cui il Comune ha dato il diritto di superficie all'Udinese Calcio è stata votata anche dalla Lega. Questo significa che noi non abbiamo un atteggiamento preconcetto nei confronti di nessuno e che se anche qualcuno che proviene da una impostazione culturale diversa dalla nostra propone di qualcosa di giusto, noi lo votiamo, non abbiamo problemi a farlo. Ecco, non mi sembra però sinceramente che sia questa la vera priorità per il Consiglio Comunale di Udine. Quindi in sostanza il suo parere su questa mozione, se avesse dovuto votare, favore, contrario o astenuto? Ma io o mi sarei astenuto o avrei votato contro, come si è astenuto al consigliere Pittoni, e penso che sia una linea corretta. Pizzocaro, Pittoni si è astenuto, ma niente fra il centrodestra e la Lega c'è un po' di maretta, anche a sentire le cronache regionali. Com'è il rapporto? No, assolutamente, stiamo condividendo tutte quelle che sono le iniziative che regolarmente vengono proposte, ci troviamo regolarmente, cosa che diciamo in questa legislatura è un punto fondamentale per condividere quelle che sono le azioni del centrodestra. E quali sono i partiti del centrodestra presenti in Consiglio Comunale a Udine a livello di gruppi? C'è la lista civica di quella di Adriano Ion, sì. Identità Civica, sì. C'è la mia lista, quella di Lista per Udine, c'è il PDL. Perché c'è ancora il PDL se in tutta Italia non esiste più? Ma perché, diciamo così, all'interno del partito, quindi della scissione anche fra NCD e Forza Italia, non si è ancora trovata una definizione per definire quale può essere la definizione del simbolo di Forza Italia o di NCD o PDL com'è, e quindi è un problema legato a, diciamo così, chiarimenti che devono vivere loro all'interno del partito. Noi fortunatamente come liste civiche non abbiamo né padri né padroni, per cui diciamo siamo un po' liberi di gestire, di fare le cose come riteniamo opportuno fare, nel bene e nel male, ripetendo e riprendendo il discorso di Ciani, un po' come la Lega. Diciamo che noi siamo comunque indipendenti e quindi se una proposta positiva per la città e per l'amministrazione viene fatta da qualsiasi partito, destra, sinistra, centro o quant'altro, se è giusta per il bene della città noi sicuramente la sposiamo. Com'è il dialogo in Consiglio Comunale fra maggioranza e opposizione? Lo vediamo fra un attimo, prima andiamo in pubblicità però. Prego. Bene, eccoci ritornati in puntata. C'era Rabi che a microfoni spenti mi ha fatto un paio di volte una domanda che secondo me in effetti è interessante, ma lascerei che la facesse al diretto interessato, quindi se la regia vuole andare su Rabi. Alessandro Ciani, segretario nazionale, vice segretario nazionale Lega Nord, come mai nazionale e non regionale? Perché siamo la Lega è per statuto un partito federale, quindi diciamo ciò che è nazionale per la Lega è federale, essendo l'obiettivo della Lega
quello di fare dell'Italia un paese federale. Dunque abbiamo un segretario federale che è Matteo Salvini e poi le regioni noi le chiamiamo nazioni, e quindi c'è il segretario nazionale in Friuli Venezia Giulia è Massimiliano Federica, e quindi io sono il vice segretario nazionale. Bellissimo. Semplicemente questo è il motivo. Ci sono anche i sindacati che sono delle federazioni, quindi esiste il segretario federale, il segretario confederale, è semplicemente una questione dello statuto della Lega che prevede appunto il segretario federale e vari segretari nazionali. Sandra sorrideva, perché sorridi, Sandra? No, anzi ascoltavo con interesse. Io sono molto favorevole ai partiti organizzati in maniera federale. Ricordo i Verdi avevano questo tipo di organizzazione, francamente credo che funzioni anche bene, insomma, quindi mi fa piacere. Io anche devo dire ero rimasto anch'io un po' come dire, colpito, no? Segretario nazionale, pensavo Salvini, ma dopo la spiegazione ho capito che segretario della nazione del Friuli Venezia Giulia. Poi bisogna capire, no? Che nazione è il Friuli Venezia Giulia, quanti stati ci sono nella nazione Friuli Venezia Giulia secondo la Lega, insomma. Guardi, le dico di più, fino a circa 15 anni fa esistevano 2 segreterie nazionali, la segreteria nazionale per il Friuli, la segreteria nazionale per la Venezia Giulia. Abbiamo 2 segreterie, una per l'Emilia, una per la Romagna, una segreteria per il Trentino e una per l'Alto Adige. Sono delle scelte, io penso che siano delle scelte corrette, giuste, anche un po' diverse rispetto a quelle di altri partiti. Noi però andiamo assolutamente fieri della nostra cultura autonomista. Dottoressa Gallo, ritorniamo un attimino a lei. Il Partito Democratico viene accusato da alcuni alleati, poi lo capiremo durante la trasmissione, di essere un po' troppo, avere un ruolo un po' troppo egemone all'interno del Consiglio Comunale, cioè praticamente decide tutto lui. Perché di fatto i vostri alleati chi sono nel Consiglio Comunale, se ci sono? Beh, c'è SEL, ecco, e poi sì, Castiglione, no? Come Partito Socialista. E poi abbiamo la lista Innovare per Onsel, con Onsel. Ma è vero che il Partito Democratico, come a livello nazionale, distribuisce tutte le carte? Boh, non diciamo che distribuiamo le carte, ma quello lo fanno gli sceri, però vuole dire concordiamo, sì. Cioè, abbiamo una abbastanza forte coesione rispetto a tutte le anime che compongono la maggioranza. Poi è ovvio, sì, il PD ha la sua maggioranza, però non è una maggioranza che assicurerebbe in Consiglio Comunale, no? Il governo lo assicurano tutte le forze che ne fanno parte, e quindi da questo punto di vista io ritengo che abbiamo raggiunto una buona intesa, anche su alcuni aspetti con diversità di vedute, ma sono sempre diversità molto sfumate, ecco. Però su quelle che sono le... Sfumature di rosso, non di grigio, di rosso. No, boh, a Innovare per Onsel non so di che colore è, ma non si è mai vista la tinta, per cui non farei dei componenti, sì. Ecco, per cui io penso che noi possiamo lavorare, ma lavorare proprio nell'ottica di raggiungere quelli che erano gli obiettivi che ci siamo posti quando abbiamo fatto la campagna elettorale, e che cercheremo sicuramente di fare il possibile per portarle a casa. Poi la maggioranza è maggioranza, è evidente, in Consiglio Comunale ci sono dei numeri, e se i numeri sono di più, in questo senso è Sandra, gemone. Invece giorni fa sulla stampa locale era uscita un'intervista in cui lei in qualche modo eccepiva su qualche passaggio di questa amministrazione comunale. Ma si è dato molto... Cioè, non è un segreto che lei, il suo collega Castiglione, parlo collega avvocato, oltre che collega in Consiglio Comunale, e qualcun altro ritengono di avere, appunto, come dicevo prima, poco spazio in quanto partiti minori rispetto a una certa egemonia del PD. No, questo non è mai stato detto e neanche pensato. No, scritto, dicevo. Per quanto mi riguarda, no, non è mai stato neanche scritto. È stato scritto invece, ed è stato dato molto risalto a questa mia considerazione, che peraltro ritengo assolutamente banale, sul fatto che, insomma, Udine vive una città un po' di... io l'ho definito immobilismo, e siccome abbiamo un programma molto bello, che è quello che ha portato Onsel a essere rieletto per la seconda volta, al quale programma abbiamo partecipato con
entusiasmo e convinzione, c'è un programma bello che deve essere attuato e mi sono permesso semplicemente di dire alla maggioranza diamoci da fare perché abbiamo tutti gli argomenti per essere forti, visibili. Però avete un assessorato chiave come la cultura per quanto riguarda, avete un assessorato importante come la cultura per quanto riguarda la caratterizzazione dell'amministrazione comunale. Sì, l'assessore alla cultura è un nostro iscritto che abbiamo caldamente voluto che fosse parte di questa giunta, ma non è un problema di singoli, è un problema proprio di modalità Come mai di amministrazione. questo nominativo del nuovo presidente del teatro? Ma è stato condiviso, è stata individuata una personalità che sicuramente può dare un contributo fondamentale alla riuscita del teatro, che peraltro, bisogna dire la verità, funziona già bene di suo, insomma, quindi non è una esperienza tra quelle culturali che ci creino maggiori problemi. Abbiamo, secondo me, altre questioni da valutare e lo faremo insieme al nostro assessore, ma insieme alla nostra giunta, al nostro sindaco e ai nostri alleati, ma credo che non ci siano grossi problemi. Il problema vero è che dobbiamo fare di più, perché siamo lì, come è stato ricordato anche prima, per fare delle cose, per dire le cose in maniera molto limpida ai cittadini, per offrire una visione politica di realtà cittadina migliore di quella che è stata fatta fino ad oggi. È un nostro dovere, ecco, un impegno morale che ci siamo presi e che dobbiamo portare avanti. Però Ciani, alla fine mi pare che l'alleanza sotto il profilo, se non altro, del regolamento della polizia giudiziaria l'abbiate fatto più voi col PD che non SEL, cioè a dare un'occhiata agli emendamenti inseriti nel nuovo regolamento di polizia giudiziaria. No, quello di polizia comunale che non esiste nessun nuovo comunale. Regolamento in questo momento. Beh, diciamo sta per essere discusso e approvato, però questo sì, c'è una bozza. Che io sappia non c'è nemmeno in giunta nessuno esame preventivo. E io personalmente non sono a conoscenza, se non avendo scaricato dal sito del perbenista, sì, il testo di questo regolamento, per cui sì, io mi aspetterei prima di vedere. Lei mi ha fatto una frecciatina, ma io le ricambio. No, non è una frecciatina. Noi il regolamento chi ce l'ha dato? Cioè, non ho idea di chi ve l'abbia dato, non è un problema. Comunale, dico, non è che l'abbiamo scritto noi, ci dà no, troppo comunque potere, non c'è nessun provvedimento è stato portato all'esame né della Giunta né in questo momento tantomeno del Consiglio e della Commissione competente. Poi che ci sia necessità di aggiornare quello che era un regolamento ormai vetusto, questo senz'altro, ma anche rispetto ad altri aspetti che non sono solamente quelli dei mendicanti e degli accattoni. Fra i passaggi spicca un attimino quel passaggio dove si parla di sequestro della, come si chiama? Questua. Esattamente, come operazione. E lì mi pare che quella sia stata un'idea abbastanza leghista che abbia trovato poco favorevoli alcuni rappresentanti più dell'estrema sinistra. Voi del PD siete favorevoli? L'aiuto a scriverlo? No, io penso che non sia, cioè quello di sequestrare la questua non è il sistema per che determinate situazioni. Sì, io personalmente non la vedo come una soluzione positiva questa, perché non elimina quello che può Sandra, essere. Non è difficile, mi delegavi e ho già risolto questo primo punto. Comunque io mi riservo, se non leggo non posso esprimere giudizi. Se posso, c'era un impegno, la storia nasce da questo, c'è un impegno da parte del sindaco di approvare il nuovo regolamento entro la fine del 2013, siamo alla fine del 2014 e la cosa non è stata fatta. Nasce da un accordo, da una proposta del consigliere della Lega Mario Pittoni in Consiglio Comunale. Mario Pittoni ha avuto numerosi contatti con anche il nuovo comandante dei Vigili Urbani, ha preso delle bozze di regolamento su questo tema che provengono da città governate dai più disparati colori politici, destra, sinistra, centro. È una idea, quello del sequestro della questua, che è presente appunto in città dal colore politico più disparato. E poi che fine fanno quei soldi sequestrati? Poi sarà il comune a verificare, non so, dal punto di vista giuridico dove vanno. Io penso però che il problema sia proprio questo, cioè il nocciolo della questione è questo. Un'ammenda al mendicante serve a qualcosa, il mendicante ha
100, 200, 500 Gianni, euro alla della vigilia di vita. Natale vuole dirmi che lei non farebbe l'elemosina? Non Ma darebbe, vale- non chiederebbe, non no, darebbe. guardi, ma con sincerità Sì. l'elemosina va un po' al di là della mia impostazione culturale. Io penso che ci debba essere un dare e avere. Chi fa beneficenza, io faccio beneficenza e la faccio a chi so che cerca di creare un futuro. Selezioniamo anche la beneficenza. Che cosa? No, dico selezioniamo anche la beneficenza. No, guardi, io sinceramente preferisco aiutare quelle associazioni che operano Vabbè, in territori difficili, che cercano di creare un futuro alle popolazioni che sono in difficoltà, piuttosto che dare l'elemosina a chi suona la chitarra sotto casa mia. Quindi questa è una mia idea, ma sbaglio. Quello però appunto, dice Sandra, non chiede l'elemosina, è forse un artista di strada, da strada, che è un altro delle categorie che... Ma guarda, no, il problema secondo me è proprio il fatto che non è che ci siano, non ci sono solo i poveracci che non hanno una lira e che chiedono da mangiare. Il problema è che ci sono delle persone che sfruttano questi poveracci. Ci sono dei racket, ma questo insomma non lo dico io, è evidente. Ci sono persone, ci sono delle corriere che raggiungono le nostre città e portano questi poveracci. Alessandro Ciani, e dei venditori di rose cosa pensa? Ma penso sinceramente che anche quelli fanno un'attività illecita, perché vendono un prodotto, non rilasciano fattura. Eppure lei viene visto spesso acquistare rose in centro. No, guardi, non l'ho mai fatto, quindi... Sto scherzando. Però forse sarebbe meglio... Sotto i 15.000 euro. No, ma impegnarsi perché se un racket c'è, perché questo racket venga fuori e che quindi ci siano le forze dell'ordine, perché sicuramente ci sono degli sfruttamenti di queste persone, come abbiamo visto anche in altre realtà dove negli ultimi tempi ci sono state proprio delle retate. Per cui impegniamoci su questo e poi dopo, rispetto alla persona che chiede la carità, ognuno a seconda delle proprie sensibilità agisce. Io ho adottato un sistema davanti ai supermercati, che molto spesso ci sono delle persone, io non do soldi, chiedo cosa vogliono da mangiare. Se mi si risponde che no, che preferisce i soldi, io allora non li do. Altrimenti io gli prendo da mangiare e diventa anche questo un modo, diciamo così, per sostenere e nello stesso tempo anche per evitare quelle situazioni che oggettivamente ci sono alcune situazioni che sono spiacevoli anche rispetto alla insistenza. Però siamo in un momento difficile appunto e ognuno nel momento in cui si ritrova vicino fa i conti con la propria coscienza e decide cosa fare. Insomma. Per quanto riguarda gli artisti da strada, invece, dottoressa, mi Ma pare che la bozza di regolamento sia abbastanza severa. No, cioè... guarda, io dico, l'ho scaricato il vostro regolamento, ma non l'ho ancora il nostro, letto. adesso è diventato addirittura il nostro. Non l'ho ancora guardato. Quando una cosa non la conosco io non mi esprimo. Certo. Quando la leggerò vedrò cosa... Sandra, lei ha letto il nostro regolamento? No, non ho letto il vostro, Sì. ho sentito le voci che descrivono qualche punto che è messo all'interno di questo regolamento, che sarebbe messo all'interno di questo regolamento. Sono d'accordo con la dottoressa Gallo sul fatto che stiamo parlando ancora di una bozza che è altro che in embrione, insomma non l'abbiamo neanche esaminata, quindi... Però gli argomenti sono questi. Io volevo precisare una cosa rispetto a quello che ha detto Ciani. È vero che il sindaco ha promesso a Pittoni, che è stato molto insistente, insomma, ma a fare suo ci mancherebbe, che avremmo rivisto il regolamento di polizia municipale. Dubito fortemente che il sindaco abbia preso un impegno anche temporale, cioè entro il 2013, anche perché il sindaco è il sindaco di una città, è il titolare, diciamo così, di una maggioranza con la quale si deve confrontare, quindi non farà nulla naturalmente che non sia il risultato di una sintesi di posizioni e discussioni che avremo all'interno della maggioranza, dove ci sono sensibilità diverse, su questo non c'è dubbio, e quindi il fatto che poi certe misure siano Quindi qual è il prese... tetto? Entro quando dovrebbe essere rivisto questo regolamento? Non c'è un tetto, nel senso che non dobbiamo porci dei limiti temporali per
insomma, fare delle cose raffazzonate. Diciamo che nel più breve non siete tempo, proprio oberati dal lavoro, dai, a maggior ragione, a maggior ragione. Dico, Vorrà quindi... dire che ci dedicheremo a questo argomento quando ci saranno... Allora, ti devo interrompere perché adesso andiamo in pubblicità e al ritorno dalla pubblicità Rabi sentirà, ma non brucia la domanda di Rabi, il commerciante Falcone sul punto di vista dei commercianti della crisi in città. Pubblicità. Eccoci tornati. Io ho una domanda per Antonio Falcone, commerciante. Lei ha un negozio in una posizione centrale. Avere un negozio in una posizione centrale oggigiorno costituisce una discriminante o un'agevolazione? Ma diciamo che non vorrei sminuire quello che è il mio intervento, però penso che sia visibile un po' a tutti quanti quello che sta capitando a Udine, cioè la situazione che sta vivendo Udine. Mi viene a sorridere perché centrale, io mi immagino un qualcosa con una frequenza di gente, con un certo movimento, una vivacità, cosa che la mia zona non ha più. Io penso che... Lei praticamente è in Piazza Duomo, quindi in pieno centro. Sì, sì, assolutamente. Il centro praticamente è completamente privo di passaggio, è deserto. C'è stata una desertificazione del centro che veramente ha coinvolto poi dopo in maniera gravosa tutti quelli che sono gli esercenti e quelli che fruiscono nei servizi all'interno della città. Sorrido perché ho sentito che viene fatta la solidarietà alle aziende che sono in difficoltà, prima ho sentito, e noi onestamente abbiamo lanciato più di qualche messaggio sulla situazione che si presenta in città. Sono state fatte anche delle scelte più o meno giuste di mettere lapidi nelle vetrine, cioè dare dei segnali forti a un'amministrazione che sembra completamente distratta a quello che sta accadendo a Udine. E bisognerebbe fare più fatti, non parlare di solidarietà, cioè come si può pretendere che la domenica mattina di dicembre i parcheggi sono tutti completamente chiusi? Come volete voi affrontare la situazione delle problematiche dei commercianti se non avete neanche idea di cosa ha bisogno un commerciante? Il commercio ha bisogno di dinamicità perché i tempi corrono, c'è l'elettronica che va avanti, abbiamo bisogno di dei passi che sono da giganti e vedo che qui si lavora a livello di passi di formiche, anzi non si vedono proprio delle situazioni che... Dottoressa Gallo, la desertificazione del centro, secondo lei dipende dall'amministrazione appunto oppure è un fenomeno economico che comunque coinvolge Ma a me tutta dispiace sentire, voglio fare solo questa premessa, mi dispiace sentire che l'amministrazione non fa nulla perché questo, diciamo, situazione anche, chiamiamola, di oggettivo disagio che soffrono anche i commercianti, perché non è una desertificazione, secondo me questo è uno degli effetti più grossi e più rilevanti di una crisi che vede un calo delle disponibilità finanziarie della famiglia che fanno anche, sì. Per passeggiare non ci vogliono mica i soldi. No, lo so che però tanta gente passeggia... Per passeggiare in una città non ci vogliono i soldi, no, mi creda. però tanta gente lasciamo perdere passeggia la perché crisi non ha il che lavoro. Coinvolge tutta l'Italia. Se lei va nel centro di Milano vede la gente che passeggia. Cioè non nascondiamoci dietro. Io capisco che c'è la crisi e non è che voglio che ci sia qui la ricetta per risolvere la crisi. Semplicemente sono stati... spiegati più di qualche volta al sindaco anche in persona, anche da parte mia che avevo fatto una riunione a suo tempo, quali erano gli elementi che frenavano. Chi è il suo interlocutore, Falcone? Il sindaco, l'assessore al commercio, il capigruppo, lei con chi si è rapportato? All'epoca io mi sono rapportato col sindaco, avevamo fatto un incontro, all'epoca c'era Martinez come assessore al commercio. Stiamo parlando però della scorsa legislatura, sì, dove la dottoressa Gallo ancora non comandava, sì, quindi sì. non è colpa. Le cose sono peggiorate notevolmente. Guardi da che 5 anni. Adesso nessuno comanda. E ci sono, le posso dire che ci sono delle cose anche che storpiano, perché voi avete chiuso una piazza tipo Piazza 20 Settembre desertificandola, facendo accedere dei tir dove scaricano la frutta, ok? Dei tir
perché lì sale un tir dove scarica tutta la frutta, io ho le foto di questo, e poi vi nascondete dietro al fatto che su quella piazza non si possono circolare le macchine, circolano i tir. Quindi bisogna la vedo dura comunque. No, glielo dico io, le fornirò le foto, le faremo pubblicare anche dal percorrista, se è il caso. Volentieri. Così oltre al regolamento abbiamo anche le foto. C'è un tir che scarica la frutta e poi la viene a riprendere. È un mezzo oltre Però dottoressa, questione, la questione ticket chiusa la domenica, quella credo sia facilmente superabile. Se ho visto che la domenica scorsa è stato previsto anche tutti i parcheggi, anche quelli in struttura, gratuiti, aperti. Ma quando? Scusi, il pomeriggio? Noi abbiamo diritto di lavorare solo il pomeriggio. La mattina, io due domeniche fa sono abbonato del parcheggio Venerio, ho dovuto chiamare i vigili per fare riaprire il parcheggio perché era completamente la saracinesca abbassata e ho voluto che prendessero atto di com'era la situazione, perché da abbonato avevo tutti i diritti, avendo pagato un abbonamento alla SS Mobilità per accedere al parcheggio. Io mi sono trovato la transenna chiusa e non la transenna quella che si avvicina. Sì, ho capito. Quindi voglio dire... No, ma i parcheggi a raso erano tutti gratuiti. Scegliete voi quando dobbiamo lavorare. A domenica mattina noi non dobbiamo lavorare. Il pomeriggio sì. Se mi permette, prevedere che ci siano parcheggi gratuiti e strutture aperte significa comunque un costo per l'amministrazione comunale. Il Venerio è automatico, No, non c'entra l'automaticità, è un costo per l'amministrazione e avere un calo rispetto a quello che è l'incasso e quindi la previsione di entrata che la SSM fa sui parcheggi si risolve in un costo. Quindi non c'è più questa solidarietà. Presidente, lo chiedo a lei ma lo chiedo anche agli altri consiglieri comunali perché io non so quanto percepisce, il presidente dell'SSM. Non posso darle Visto caro Sandra, sapete? Non credo che siano Mi sembra che è anche inutile l'SS Mobilità, no? Perché è inutile? No, le chiedo, è inutile o è in perdita? Ma una cosa è avere un bilancio sano, no? Capito? No, è inutile. Avere un bilancio sano è una cosa, è perché comunque il costo si riversa sul comune. Nel momento in cui si fanno parcheggi gratuiti, il comune deve risarcire, diciamo, in un certo senso, la società del mancato. Visto caro. Sì, però mi pare che anche queste strategie che vengono messe in atto, specialmente in questo periodo, festività eccetera, non abbiano portato alla fine nulla di positivo. Credo, perdonami Falcone, che se anche fosse stato aperto la domenica mattina i parcheggi gratuiti, l'afflusso della gente a mio avviso sarebbe stata la stessa. Qui si tratta di capire, ed è quello un po' che noi cerchiamo di trasmettere in maniera collaborativa alla Giunta, cioè quali investimenti il Comune deve fare per far sì che la città si rianimi. Diamo spazio ai giovani, diamo spazio alle iniziative, diamo contributi agli esercenti, diamo solidarietà eccetera, oppure diamo 1.800 euro a un artista perché mette 4 pacchi in via Paolo Sarpi e una statua con un odorato col computer davanti, o 2 frigoriferi in piazza Belloni dicendo che con tutto rispetto per gli artisti, per l'amor di Dio, in piazza Belloni per cosa? Con 2 travi messe in via delle Vittorie, via Aquileia, con un po' di luci, di sprazzi eccetera, per far vedere. Queste sono le iniziative che l'amministrazione del comune di Udine fa durante il periodo natalizio. Io mi ricordo fin da piccolo, cioè io passavo perché era abitudine venire da Chiavri, che era la periferia in quella volta, in centro a bere il caffè la mattina, a fare la passeggiata. C'era la filodiffusione sotto i portici di via Quindi c'era già la corrente all'epoca? C'era la corrente, c'erano le illuminazioni. C'erano i babbi Natale che passavano, c'era la Befana con i pacchi che dava i doni, c'era la piazza addobbata con le bancarelle e tutto qua. Ma ci vuole tanto fare questo? Cioè, io non capisco. Spendere 50.000 euro per fare delle mostre in città durante il periodo natalizio
per dimostrare cosa? L'autenticità o la veridicità o l'estero di un artista? Non mi sembra logico. Il problema però è il parcheggio aperto la mattina. Esatto. Vede che c'è Per delle cui contraddizioni. quello che noi critichiamo è proprio il tipo di iniziative che non sono prese, fatte in modo per... Lei è stata a Merano ai mercatini, lei è stata a Vipiteno ai mercatini, lei è stata a Lubiana che a 2 ore da Udine sono piene zeppe così. Perché non facciamo un mercatino? Ma chi è che progetta queste forme di... L'amministrazione. Sì, l'amministrazione, l'assessore, l'assessore, il tecnico. No, abbiamo tante iniziative, tante iniziative che dicembre a Udine è ricco di iniziative, sia culturali. Anche la cultura è una delle forme. Ieri sera c'era un'orchestra bravissima, l'Accademia Sinfonica di Udine, che non ha nessuna sponsorizzazione. Ok, giovani che lavorano all'estero, che si dedicano allo studio, che si laureano a suonare strumenti eccetera, allo Zanon, io ero l'unico amministratore della città. Cioè è una vergogna a mio avviso, perché se non supportiamo queste iniziative, se non supportiamo questo tipo di avvicinare e aggregare le persone a qualcosa di positivo e di normale, perché per me i pacchi in via Paolo Salpi non sono normali, mi scusi, forse non sarò... ma io le voglio domandare, le sembra normale la frequenza di gente che ha Udine? Lei da quanti anni è qua a Udine? Più di 40 anni. Ecco, si ricorda. Però queste domande qua le farei a Sandra, perché l'assessorato alla cultura è di SEL, cioè se no diamo la colpa alla... Però volevo, rispetto a quelle che sono le prospettive sto cercando future, di toglierle la... Sì, ma con i fondi PISUS, che Signora, saranno, mi scusi, anche quelli ma saranno i soldi non fanno le differenze, sono le scelte che fanno la differenza. Ma perché se i soldi adesso tutti si stanno agevolano le scelte. Stanno facendo dei grossi spot su questi fondi PISUS. Dove ci sono 1.400.000 euro proprio per le imprese, per venire incontro a quelle che sono le esigenze. Il problema che Udine soffre è che manca di dinamicità rispetto a quelle che sono le proposte che sono state fatte nell'Interland, che è molto attivo, è molto moderno, dove c'è un piano... Cividale ad esempio. Dove c'è un piano di viabilità, io parlo l'Interland più stretto. No, io sto parlando dell'Interland più largo. Ecco, va bene. Ho capito che tu miri ai centri commerciali. No, ma voglio dire, io prendo anche voglio prendere anche delle lezioni da quello che fa queste grosse distribuzioni, perché possiamo imparare qualcosa. Qual è stata la ricetta dei grossi magazzini? È stata quella di fare una buona viabilità, degli ottimi parcheggi, la fruibilità veloce ai servizi, perché oggi chiunque di noi è impegnato lavorativamente più di quello che magari si poteva dedicare al lavoro di 10 anni fa e ha dei tempi molto ristretti, quindi deve accedere ai servizi, agli acquisti in maniera veloce. I centri commerciali non hanno fatto altro che dare tutta la comodità per accedere e poter parcheggiare, no? Dando i parcheggi gratis. Allora io non dico che dovete fare i parcheggi gratis, però ci sono state delle scelte che hanno creato negli ultimi 7-8 anni dei danni quasi irrevocabili, perché qua parliamo che sembra che i negozianti sono dei lungodegenti e uno a uno stanno morendo tutti quanti, no? E sicuramente con la scelta poco felice di chiudere anche quei parcheggi che erano a raso, Piazza Duomo, Piazza 20 Settembre, le limitazioni create su tutto l'asse di via Tollazamoro a finire in via Zanon, hanno bloccato proprio il traffico. Il nostro futuro si fonda sulle macchine. Signora, non è che il futuro, dottoressa, Udine gennaio e febbraio di quest'anno ha fatto 1 metro d'acqua. Ok? Noi viviamo in una città fredda e piovosa. Io non dico che si debba vivere con le macchine, ma dal momento che alle 8 voi l'ultima corsa degli autobus è alle 8, come pretendete che la gente non muova più la macchina? Solo per Cittafiera va fino alle 11. No, però ok, solo in Cittafiera. Se una persona anziana vuole andare via a casa e prendere l'autobus e si trova a essere in ritardo, non va più a casa, deve prendersi un taxi. Bisogna parlare di servizi quando fate una scelta, dovete dare prima il rimedio alla scelta. Non si può chiudere una città, bloccare quella che è la viabilità, ingorghi su ingorghi, appena arrivano 4 macchine che non si circola più.
e non dare una soluzione. Prima di tutto si dà la soluzione, poi si fanno queste scelte. I risultati sono, secondo me, drammatici proprio per queste scelte che sono state fatte. Quindi bisogna avere un po' di buonsenso e prendere atto di come stiamo vivendo la città, di quelli che sono i risultati e tornare indietro dove da tornare Andiamo indietro. un attimo in pubblicità. Eccoci ritornati. Allora, ho provato a richiamarlo più volte in puntata, ma adesso abbiamo 15 minuti, quindi ci possiamo soffermare su Sandra. Cioè, la scelta del culturale, insomma, non le scelte culturali, tutto quello che riguarda quello che sta facendo l'amministrazione sotto Natale o meno, è frutto di un binomio fra assessore al commercio e assessore alla cultura. Sì. Quindi parliamo di Alessandro Venanzi del PD e di Federico Pirone di SEL. Questa scelta di mettere questi pacchi, o comunque che iniziative culturali, voi che dalla sinistra ci fate una testa grande come una casa sulla parola cultura, no? Adesso dov'è la cultura di SEL nel Comune di Udine? Cosa avete fatto di concreto? Poi so che lei è dotto, quindi Sì, no, non sono molto dotto in realtà, ma io credo che le scelte, sono d'accordo Nanzi è Pisola, lei è dotto. Sono parzialmente d'accordo con Pizzocaro, nel senso che la fruizione del periodo natalizio per i cittadini deve avere un'offerta insomma anche un pochino più variegata di quello che è stato fatto. Sono peraltro d'accordo con quello che diceva la dottoressa Gallo sul fatto che dobbiamo confrontarci con una situazione. No, però lei è avvocato, quindi è bravo da ringare. Io sono giornalista e sono bravo a domandare. Cioè, le scelte che ha fatto l'assessorato alla cultura per il Natale, allora, cioè l'assessorato alla cultura. Io posso esprimere un giudizio personale e dico che non mi appassionano particolarmente, come peraltro, devo dire la verità, non mi appassiona particolarmente, mi sembra di averlo anche detto, quello che si sta facendo per il centro, rispetto al quale, dal punto di vista dell'amministrazione mi riferisco, rispetto al quale io credo che un errore fondamentale che commettiamo è pensare che il centro sia come dire, ad appannaggio dei commercianti. Ecco, io credo che noi facciamo un errore. Prima sentivo parlare della questione dei parcheggi, cioè sono tutte vicende di dettaglio. Io credo che noi viviamo in una città che soffre scelte sbagliate del passato. Ne dico una su tutte: fare un teatro, il teatro più importante, farlo in zona semiperiferica è una follia urbanistica di cui ancora oggi scontiamo le conseguenze. Semiperiferica relativamente, scusi, no, siamo non è in a centro, 10 metri non è in centro. Abbiamo un teatro in centro che meno male che è fuori comunque il teatro, perché sennò problemi di viabilità ne avresti ancora di più. Devo dire che a mio modo di vedere le città devono avere alcuni servizi, i negozi, è stato detto, i negozi anche dello shopping, cioè le boutique eccetera, giustamente devono essere in centro, ma in centro deve esserci anche devono esserci maggiori servizi, penso alla giustizia, no? Noi su questo dibattito sul Palazzo di Giustizia, ma anche i teatri. Non è possibile che noi abbiamo un teatro bellissimo a Udine che è l'Odeon, che non si riesce a rimettere in piedi e a riassegnare privati, a un costo che ormai insomma la regione ha proposta di comprarlo a 300.000 euro ancora con Reitani, voleva portare dentro l'orchestra, meno male che è andato a vuoto. Sulle cose da fare credo che dobbiamo partire dal presupposto che si può fare molto anche fronteggiando una crisi economica che è evidente, ma quando ci sono i momenti di crisi bisogna, come dire, stimolare la creatività, non utilizzare l'argomento per giustificare un'inerzia. Ma mancano anche gli abitanti però in centro storico, Ecco, vi siete domandati il perché non ci sono più le famiglie che vogliono stare in pieno centro? Sono pienamente d'accordo, è per quello che dico, degli allarmi. Attenzione, c'è un commercio da salvaguardare, ma c'è anche una popolazione da guardare, una cittadinanza del centro. Non è possibile che Pizzocaro ricordava quando era bambino, e parliamo di epoche lontane nel tempo, ma quando ero bambino io, che un pochino meno, insomma, i bambini giravano, io non sono udinese, ma immagino che Udine fosse come tutte le altre città, giravano tranquillamente per il centro cittadino in solitudine, cioè senza la necessità di avere di stare legati a degli adulti. Certamente i tempi non sono quelli di adesso, ma quello che voglio dire è che non c'è la fruizione proprio della vita cittadina. Il commercio non è trainante, il commercio è parte integrante di una area urbanistica che deve essere rivitalizzata. Non sarà facile. Antonio, invece per quanto riguarda i locali notturni, secondo lei Udine è una città per giovani oppure no?
Onestamente sono dell'idea che non lo è. Cioè Udine non è vivace. Non esiste la famosa movida udinese? No, non esiste, molte volte viene, secondo me, pompato questo termine perché per giustificare le multe. La movida in Spagna. Sì. E per chiudere i locali. Qua noi di movida non abbiamo nulla, assolutamente non ci avviciniamo. Cioè, ecco, proprio un argomento dove vedi la desertificazione poi porta agli assurdi, dove se un locale poi funziona non c'è più neanche la tolleranza perché non ci si è più neanche abituati. Se ben ci ricordiamo quando eravamo più giovani, ormai purtroppo invecchiamo, quindi passano gli anni, ma qualche decina di anni fa, quando si passava per Udine il sabato non riuscivi neanche a camminare, la piazzetta del Lionello era piena di gente, si sbatteva spalla contro spalla, c'era un vocio che era fortissimo, ma non c'era un abitante che si lamentava di questo. Ora siamo arrivati al punto che in una via ci sono 20 persone e se apre un bar che magari ha più gente non sono più tolleranti, quindi bisogna anche lì lavorare un po', educare anche secondo me quei pochi abitanti che sono rimasti in centro. È anche vero che in alcuni casi fruiscono diciamo dei personaggi anche non piacevoli questi locali, no? Che magari schiamazzano piuttosto che usano i portoni come latrine, perché succede anche questo. Allora io onestamente avrei lavorato diversamente con i miei colleghi, con i pubblici esercizi, avrei preso una vigilanza privata pagata da questi locali che avrebbero costituito un deterrente a questo tipo di situazioni e sicuramente sarebbe costato meno che chiudere magari prima. Però Gianni, alla fine bisogna capire se volete ordine e rigore in città, se volete dare più vita, perché in qualche modo che la città di Udine non stia vivendo un grande momento credo sia vero, però è anche vero che additare tutte le colpe alla maggioranza di tutto, del contrario di tutto, diventa facile. Ma non è intellettualmente onesto dire che è tutto colpa della maggioranza. Io sono d'accordo sul fatto che chi abita in centro deve avere un po' di tolleranza. Io da un po' abito in centro e mi rendo conto che se la sera c'è qualcuno che ha piacere di parlare con l'amico bevendo un bicchiere, io lo devo sopportare. Ho fatto questa scelta perché a me piace farlo e se avessi voluto il silenzio assoluto alle 6 di sera me ne sarei andato a vivere. Per esempio una cosa non chiara che chiedo a 3 consiglieri comunali è la ragione per cui in via Largo Pecile, via Cossettini, è stata fatta una pista ciclabile molto contestata da abitanti della zona perché ha aumentato comunque il traffico in certe ore della giornata, ma le scelte sono scelte, però di fatto da una certa ora in poi quella pista ciclabile diventa regolarmente un grande parcheggio dove tutti parcheggiano. Salvo poi, esatto, e mai una multa. Salvo poi ogni tanto che arriva il vigile e ne multa 20 in un colpo solo, come dire che non c'è una certezza non dico della legge ma neanche del regolamento, cioè è possibile che non siate in grado, non lei dico, l'assessore competente di dire sulle piste ciclabili, se si chiamano ciclabili non si possono parcheggiare le macchine. Cioè non è difficile, credo ci siano alcune cose che dimostrano forse una inadeguatezza al ruolo da parte di alcuni assessori e se non sono in grado di fare gli assessori credo che o non si vuole penalizzare quella perché zona. Oggettivamente io non credo che o non concordano con le scelte. No, voglio dire, io dico una cosa, cioè non credo che tutti gli assessori, tutti i ministri, tutti i politici che ricoprono un ruolo siano sempre adeguati col ruolo, se no dico c'è sempre la scelta perfetta. Questo non vuol dire che non siano persone serie o che non siano persone, vuol dire che in altre attività possono dare il meglio, però magari come nel calcio a cui voi siete solidali ogni tanto si fanno i cambi, esce uno e entra un altro in campo, no? Beh, ma non credo che sia questione di inadeguatezza dell'assessore, perché con questo discorso è quello dei furbetti che parcheggiano la sera in via Mercato Vecchio, giusto? Sì, molti sono consiglieri comunali. Quindi appena l'amministrazione ha fatto un giro di multe, ecco qua ci sono state le polemiche perché erano state fatte le multe. Questo è inciviltà da parte delle persone. È chiaro che a questo punto anche le nostre forze della polizia comunale probabilmente andranno un po' sollecitate ad intervenire in momenti particolari della giornata
senza che per questo poi dopo si dica che si vuole penalizzare le Sì, persone. ma se una macchina è parcheggiata su una pista ciclabile e avviene un incidente, di chi è la responsabilità? Credo dell'amministrazione comunale. Allora, la sera non è che esco, sono anch'io anzianotta. Lei non è anzianotta, ma faccio uscire Venanzi che è giovane a dare un'occhiata chi ha quella delega. Cioè, voglio dire... Ma anche lì vedrebbe, ecco, lì non ha fotografie delle macchine parcheggiate sulla pista. No. Le porto io. Me le porta lei? Le porto io. Va bene. Ma guardi che gli udinesi vedono, anche quelle le cose le vedono. Le posso però dare le foto in via Savorniana, che avete fatto la scelta di chiuderla al traffico, dove ci sono i furgoni del comune, le macchine del comune che parcheggiano dinanzi lì al Grappolo d'Oro vicino a Lupin. No, ma sono solo quelli di servizio che parcheggiano, io le devo far vedere cosa c'è lì. Sono 15-20 macchine messe lì, certo, del comune, ho le foto, quelle ce l'ho. Di questo ho le foto, le fornirò. Faremo le indagini. No, è così. Cioè... Ma lei è anche un 007, no, io non commerciante. non sono un 007, semplicemente vedo che ci sono due pesi e due misure e questo mi disturba molto. Ci sono zone dove non si vogliono fare certe scelte e zone dove invece le scelte sono fatte. Le dico solo che in quella zona che avete appena toccato voi ci sono tipo 4-5 carichi e scarichi per poter far fruire i trasportatori. Di che zona sta parlando? La zona proprio di... Largo Pescile? Sì, Okay. noi ne abbiamo solo uno, abbiamo Lupin di fronte, abbiamo una cosa. Noi per scaricare ci dobbiamo mettere spesso, perché sono sempre impegnati da macchine che non lo utilizzano nella giusta maniera, ci dobbiamo mettere in divieti di sosta, rischiando anche le multe per poter accedere. Ma il vostro sindacato, Falcone, il vostro sindacato, in teoria, Confcommercio, se vogliamo identificarlo come sindacato, Gli stiamo dando troppa importanza, noi non lo conosciamo, cioè onestamente tutte le scelte che vengono fatte, io non sono iscritto e mi rappresentano come categoria, io dissocio completamente da questa rappresentanza. Il problema perché è che tanti io vorrei capire quali sono gli iscritti a Udine, quanti sono e se possono decidere per noi dal momento che hanno questo numero di iscritti, perché noi non veniamo neanche interpellati. E le aggiungo anche un'altra cosa, noi siamo un'azienda aperta dal 1957, perché io la penso diversamente, non mi è stata neanche arrecata la targa di locale storico, quando ci sono locali storici che sono molto meno storici di noi, semplicemente perché evidentemente la pensiamo diversamente. Quindi ecco che le faccio degli una dimenticanza, allora sarà stata una dimenticanza. Avrà fatto sicuramente una innocente dimenticanza. Beh, ma guardi che per definirsi locale storico c'è una procedura da fare, una domanda da fare, dei parametri stabiliti. Io ho parlato con la signora Regione. della Lombarda e ha detto che siete venuti voi del comune e le avete messo la targa. Assolutamente. Va bene, allora faremo la prova. C'è una normativa specifica. come l'avrà comprata? Ma sì, provocazione. Anche la vendita non l'hanno di targhe. messa, l'avrà comprata. No. Volevo, scusa, se posso, sul discorso della vita cittadina, eccetera. Della Movida, in particolare, a cui sono molto attento anche per no, la frequento perché direttamente o indirettamente da anni frequento tantissimi giovani, ho delle società sportive, vivo a contatto con realtà universitarie, con parrocchie, eccetera. Sti giovani, che dovrebbero essere la ricchezza, diciamo, della città, voi andate a Trieste, andate in qualsiasi altra parte, hanno una giornata mediamente in cui possono esprimere tutto il loro consenso per fare aggregazione, eccetera. Nel rispetto della legge, questo è fondamentale. Il discorso che si diceva prima... Andiamo in pubblicità e poi Prego. Rabi. Eccoci tornati. Paolo Pizzocaro, dicevamo con lei, Udine non è una città quindi ricca di movida, no? Sì, cioè dicevo, a mio avviso uno spazio per ravvivare la città deve essere dato ai giovani. La movida io la intendo come un momento di aggregazione, di star bene insieme nel rispetto delle regole. Quindi condivido il fatto che lo se spazio è un bar, è un centro sociale, credo sia uno spazio dei giovani. Uno spazio per me è una via, uno spazio è un locale che
E come identifica il locale rispetto agli altri? Poi non rischia di fare preferenze Ma in generale, perché io credo che tutti i bar, i locali dove c'è aggregazione, dove si dà un po' di musica, un po' di vita, eccetera. Qual è l'orario di chiusura adesso dei locali, alle ore dei pubblici 11, locali? mi pare. No, i bar no, come chiudono alle 11? La musica, diciamo, No, la musica esterna sì, alle 11, ma intendo dire che è un orario di chiusura. Hanno anche fino alle 2, no? E poi c'è la tolleranza di un'altra ora per mettere in ordine. Però il discorso è questo, no? Ma questo Sti forse giovani... nel weekend? Come? Se io oggi, martedì sera, volessi uscire alle 11 a bere una cosa in centro? Sì, se c'è, trova aperto, non è che c'è un orario... Sì, senza persone, sono aperti. Sì, senza persone, cioè, ripeto... Vabbè, no, però, senza persone. però scusate, No, però l'offerta, scusa, no, da quel punto di vista l'offerta c'è, dai. No, scusa un attimo, finisco. Sì, ma ci sono anche delle limitazioni. Io conosco delle realtà di bar, di aggregazione di persone nei bar tipici, diciamo così, che vengono chiusi perché siamo in chiusura. Borgo Stazione è una zona dove c'è vita, secondo lei per la Malvida va bene? No, sicuramente, anche perché non è al di là di tutto non è una zona, diciamo, è un'area che a mio avviso è molto seguita sia dal punto di vista di sicurezza, tra virgolette, ma anche da parte dell'amministrazione trovare qualcosa per ovviare a quel, tra virgolette, degrado che si sta creando, che si è creato. C'è gente che aveva l'appartamento lì 15 anni fa, valeva 100 milioni e adesso vale nulla. Perché? Perché purtroppo la realtà della stazione e della via e di via Roma, eccetera, è quella che è. Dottoressa Gallo è d'accordo sul fatto che Borgo Stazione, per la presenza di extracomunitari, sia una zona ormai degradata della città? A me dispiace non essere sempre d'accordo con Pizzocato, ma cioè io abito in zona perché abito in via Marsala all'inizio, sì. Quindi diciamo che anche io sono in Borgo Stazione. È ovvio, come in tutte le città dove sono le stazioni, ci sono delle aree che per definizione, in un certo senso, assumono un certo tipo di connotazione anche nella sensibilità delle persone. Chiaro, siamo in una città dove ci sono tanti stranieri, ma che è uguale la situazione in altre realtà. Ci possono essere delle situazioni di, chiamiamole così, di tensione, come possono esserci in altre zone della città. Ma questo, come dicevamo prima, tanto spesso non è solo una questione di straniero che provoca la criticità, tanto spesso siamo anche noi italiani che... è colpa nostra anche quella. No, non è colpa, non sto dicendo che è colpa nostra, sto dicendo che però non è che tutto quello che succede in città o dipende o dall'amministrazione o dagli stranieri che sono troppo in giro e mai si pensa che forse anche noi mai da un siamo... udinese di centrodestra. Ecco. Tutto quello che succedeva in città fino alla scorsa legislatura era colpa della regione, era colpa di Berlusconi, era colpa degli altri. Beh, in regione avete fatto così, non erano gli comunitari. No, per l'amor di Dio. Sandra, Borgo Stazione, una risorsa o un degrado? Ma Borgo Stazione è uno dei quartieri della città, a mio modo di vedere anche molto bello, che andrebbe in qualche modo rivalutato. Perché, come lei vive in Borgo Stazione? No, io abito in centro e devo dire, se posso permettermi un appunto, io preferisco vedere la città rivitalizzata di giorno che di notte, francamente il centro cittadino, francamente io credo che l'offerta notturna a Udine ci sia, poi è chiaro che non è che la gente deve andare in giro di notte, insomma. Mi pare invece che non ci sia un'offerta notturna a Udine diurna, non notturna. Cosa intende per offerta notturna? Ci sono locali... Ci sono locali col coltello. Adesso senza stare però ci sono locali che tengono aperti e quindi insomma il movimento c'è. Quello che manca, è il movimento diurno, cioè la rivitalizzazione del centro durante le ore del giorno, non durante le ore della notte. Mentre per quanto riguarda Borgo Stazione... Avvocato Sandra, quindi comunque nella cultura del friulano non uscire la sera, non essere amante del divertimento... Sì, ma non è che nelle altre città... Ora, se noi parliamo di Miami, può anche darsi che ci sia vita notturna. Ma non viene colta. È una città studentesca, gli studenti hanno bisogno... Ti assicuro, ci manca solo, vivendo in centro, ti assicuro che comunque fino a ore tarde i ragazzi ci sono. Lei è giovane, universitario, quindi il problema dove sta?
Perché manca questa vitalità, questa mobilità? È colpa dei commercianti che non sono in grado di proporre qualcosa di costruttivo, soprattutto per dei locali pubblici? È colpa dell'amministrazione che fa scelte sbagliata? È colpa, come diceva Rabi, forse del friulano che è più casalingo? No. È colpa degli extracomunitari che hanno invaso chissà che cosa? Su questa mi piacerebbe fare un discorso. Dico che io ho tanti amici che studiano in università a Trieste, a Milano, a Venezia, ma non solo nelle grandi città, e devo dire che i miei amici il fine settimana restano non solo a Milano e Venezia, che vabbè ci può stare, ma restano anche a Padova, restano anche a Bologna, città universitarie in cui c'è spazio per i ragazzi. Gli studenti che vengono da fuori a Udine il fine settimana regolarmente, tranne forse alcune eccezioni, se ne vanno sempre a casa. Chiaro. Ora, avvocato, lei non è d'accordo con me? No, non sono d'accordo, ma insomma bisogna essere obiettivi. Allora, scusami, io vivo in centro e ho lo studio in fondo a via Mercato Vecchio, no? A Piazzetta San Cristoforo. Ti assicuro e poi si scrive a serie. Tanto per non fare... Allora, Pieri Mortadelle non si riesce a passare da lì. Perfino l'autobus ha difficoltà a passare via Mercato Vecchio. Zona del Cappello. Voglia il cielo e l'amministrazione che lo tolga quel passaggio di autobus e le macchine da via Mercato Vecchio, ma non si riesce a passare dalla quantità di persone che sono in quell'area alla sera fino a tardi. Dall'altra parte, è già stato ricordato, su Largo Pecile, è uguale, in centro non è diverso da così. Allora, dove c'è l'offerta, i giovani ci sono. Ma dove vivi? Dopodiché finisco dicendo, io ho studiato a Genova e vi assicuro che la vita notturna è un po' particolare, quella genovese secondo alcune aree, ma non sarà una città esclusivamente universitaria, però non è che poi di notte c'è tutto questo movimento. Il problema del centro di Udine, e lo ribadisco per l'ennesima volta, occupiamoci di quello che manca e non di quello che c'è, è la vita diurna e non quella notturna. Su questo sono d'accordo che il centro va rivitalizzato e il giorno e la sera. Io dico che gli studenti universitari, io vivo il mondo universitario, vivo le associazioni universitarie, i ragazzi universitari di Udine, e ce ne sono migliaia e migliaia, vanno alle feste universitarie a Trieste. Falcone, 30 secondi, siamo in chiusura. 30 secondi, siamo in chiusura. Una letterina per Babbo Natale Onsel, 30 secondi. Può scrivere quello che vuole. Ma è una letterina, io gli scriverei dimettiti personalmente, però non vorrei essere così drastico. La letterina, quello che vorrei. Vorrei ricordare a Onsel che è pagato anche da chi la pensa diversamente e amministra una città deve avere degli equilibri e deve un attimino ritornare indietro su alcune scelte. Questa è la letterina che le scriverei io. Quindi critico sicuramente su Onsel, ma diceva anche Confcommercio non fa assolutamente, sono fermo su questo, perché se la domenica di dicembre la mattina Confcommercio si accorda che non dobbiamo essere aperti, i parcheggi, sul discorso che si faceva prima, dovrebbe essere sensibile come categoria, sa che noi lavoriamo in dicembre, come prendiamo il frutto di tutto l'autunno e tutto l'inverno, quindi non hanno giustificazioni queste cose che vengono pattuite senza sentir nulla, no? Di pareri nostri. Va bene, allora io ringrazio gli ospiti di questa sera, ringrazio Rabi, c'è un appuntamento alla prossima puntata e intanto chiedo a Rabi di fare un rapido saluto ai singoli ospiti. Grazie per essere stato con noi, Paolo Pizzocato, dottoressa Chiara Gallo, Andrea Sandra. Grazie a voi. Alessandro auguri Ciani. A tutti. Grazie a voi. E auguri sì. E Antonio Buonasera, Falcone. grazie a tutti. Bene, buonasera a tutti e alla prossima Buone feste. settimana. Tanti auguri a tutti.